E prende il via la corsa centrale del pomeriggio, il premio Chemisier, una dotazione di 9.000 euro per questi 7 cavalli al via, con l'1 Inguara SM, col 2 Ishvan AS, col 3 Italo Baba, 4 Imprevedibile EOS, 5 Inside Out Joe, col numero 6 Iseo Zac, in seconda fila il solo Isabel Dei Room. I cavalli sono sulla retta delle tribune e la macchina li lancia. Ottima lo spunto in partenza di Inside Out Joe, che prova a prendere la prima posizione, ovviamente viene contrario dal numero 2 di Ishvan S, che sembra essere già solido al comando quando siamo all'ingresso della curva. È stato seguito nel suo incedere da Inguara SM, che ha preso la seconda posizione, mentre sbaglia Iseo numero Zac. 6 rimane Iseo a destra Zac squalificato. Inside Out Joe, che a questo punto dovrà cercare una schiena, quindi si ritrae un attimo per vedere se qualcuno prova a dargli una scia valida. Quindi conduce Ishvan S, che doveva essere lì ed è effettivamente lì. Arriviamo ai 400 metri dopo un 15,2 e un 15,5 di tutto comodo, e a destra di quello che lo segue Inguara SM si va a posizionare Imprevedibile EOS, che a metà della seconda curva dà quindi la schiena a Inside Out Joe, che dopo un tentativo di prendere posizioni ha dovuto recedere dalle sue intenzioni bellicose. 600 metri in 46,4. Pietro Gubellini ovviamente modera l'andatura, non c'è bisogno di correre, quindi è anche più comoda per Imprevedibile EOS, e si passa davanti al paletto degli 800 metri in 1-1 e qualche spicciolo, quando Ishvan S continua a fare il suo gioco, sempre seguito, tallonato da Inguara SM, che non vuole perdere ovviamente le tracce del favorito. Il ritmo si alza, abbiamo un 14,9 per la curva, ovviamente ora si andrà nel clou della corsa e Pietro Gubellini dovrà fare valere la classe del suo maschio da Maharaja, e se ne va, sembra Ishvan S incomincia a mettere davvero delle distanze tra lui e gli avversari, continua a seguirlo, però Inguara SM sembra un po' in difficoltà. Imprevedibile EOS, siamo nell'ultima curva, gli altri non sembrano praticamente dentro al contesto, anche se dal fondo del gruppo prova Italo Baba ad accendere la miccia, si entra in retta d'arriva, Ishvan S se ne va, ci prova Inguara SM ma non ha la marcia giusta, prova anche Italo Baba a destra ma non c'è più tempo perché vince Ishvan S, precede Inguara SM, 14,6 per chiudere, 1,14,9 per il tempo di questa corsa centrale della giornata, 2,04,3 per il rotolo complessivo. Vince Ishvan S, Pietro Gubellini per Fausto Barelli e Scuderia Patti per questo maschio da Maharaja e Highland Image. Al secondo posto, ottimamente posizionata, ha recuperato qualcosa Inguara SM con Andrea Farolfi, poi Italo Baba che precede il numero 4 di Inside Out Joe e Isabel Dei Room per la quinta posizione, ma suona la sirena. Quindi c'è il giallo, quindi adesso lavoro. Attenzione, per la i giudici giuria che prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare i filmati della corsa.